A poco più di 4 mesi dalla tragedia di Cutro, quando avevamo sentito tante volte dire dai politici mai più, siamo di nuovo a piangere, siamo di nuovo in lutto per un altro disastro nel Mar Mediterraneo, nel nostro mare. L'ennesima tragedia che si è consumata nel cuore del mare Mediterraneo con il naufragio di circa 750 migranti, secondo il veneziano Beppe Caccia, capo missione della nave Mare Jonio e attivista dell'ONG Mediterranean Saving Humans, poteva essere evitata. Per ore non c'è stato quello che doveva essere un intervento di soccorso. Sembra di capire che forse lo stesso naufragio è stato creato, prodotto, determinato da una manovra azzardata di rimorchio da parte di una motovedetta militare greca. Caccia chiama in causa anche le politiche europee. Piangiamo ancora una volta donne, uomini, bambini, pare che ce ne fossero davvero tanti nella stiva di questo peschereccio, che sono vittime dell'assurdo regime delle frontiere europee, che sono vittime della chiusura dei confini, che sono vittime dell'impossibilità di entrare in Europa attraverso canali legali e sicuri che continuiamo a chiedere a gran voce perché questa strage infinita abbia un certo punto fine.